Un nuovo ricorso pende sulla già tanto contestata ciclopista del Brenta e questa volta l'ultima parola spetterà niente meno che al Presidente della Repubblica. A presentarlo è stato il Comune di Verona che in questo caso non contesta certo il tracciato o la scelta di affidarsi all'asfalto. Al centro della questione invece è l'assegnazione del finanziamento regionale che dovrebbe garantire l'opera. Per la precisione il sindaco Tosi chiede che venga annullata la decisione della Giunta di sostituire il bando con quella che viene denominata tecnicamente regia, ovvero con l'assegnazione diretta dei fondi ai vincitori. Una modifica che a giudizio del Comune veronese dovrebbe essere considerata illegittima. Il Consiglio di Stato ora, dopo aver verificato la mancanza della notifica ai controinteressati, ovvero ai 17 enti del Veneto assegnatari del bando e tra loro anche all'Unione Montana della Val Brenta, ha imposto al Comune Scaligero di sanare il ricorso e adesso ci saranno 30 giorni di tempo per chiarire meglio come stanno le cose. Peccato però che di giorni ne manchino pochi di più per arrivare al 31 dicembre, termine ultimo per il progetto esecutivo della ciclopista. Insomma, venisse mai accettato il ricorso, i fondi per l'opera sparirebbero e sarebbe da capire chi risarcirebbe i 100.000 euro già spesi finora. Come a dire che ancora una volta ci troviamo di fronte al solito pasticcio all'italiana e in questo caso i protagonisti sono gli assessori regionali, bravi ad elargire fondi senza però una programmazione razionale.